Grazie, grazie molto. E Dino Rubino, al pianoforte. Marco Bardoscia, al contrabbasso. E Paolo Ferro alla tromba, grazie, grazie di cuore. Questo è il nostro omaggio a Chet Baker. Ci sono due trombettisti sul palcoscenico, non solo il sottoscritto, ma anche Dino Rubino che, oltre ad essere il pianista che avete sentito, è anche un grandissimo trombettista. E poi c'è un terzo che è un flicornista in erba, che invece è Marco, che suona un po' il flicorno, ma fortunatamente abbastanza male, altrimenti ci sarebbe da preoccuparci. 3 galli in un pollaio sarebbe un po' complicato. Ma il nostro omaggio a Chet non è solamente perché siamo trombettisti, ma credo che ognuno di voi ami Chet Baker, abbia amato Chet Baker, perché è stato un artista straordinario, seppure nella sua vita così complessa, così rocambolesca. Abbiamo portato a teatro 5 anni fa ormai un progetto prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, che si intitolava appunto Tempo di Chet. Era una produzione teatrale complessa perché c'era una grande scena. Sul palco avevamo addirittura ricostruito su un palcoscenico dei teatri un palcoscenico di un jazz club con tanto di pedana, con tanto di pianoforte, dove eravamo noi 3, e 8 attori in scena che raccontavano la vita di Chet Baker, quella artistica, quella umana. Raccontavano attraverso le voci, le parole dei suoi produttori discografici, della sua famiglia, delle sue molteplici donne, dei suoi amici, dei nemici. Attraverso queste voci plurali, che erano quasi 42 ruoli, quelli interpretati dagli 8 attori, si raccontava una vita così complessa come quella di Chet Baker. Noi abbiamo scritto le musiche che state sentendo, a parte il primo brano che era ovviamente My Funny Valentine, che era un po' il cavallo di battaglia che ha accompagnato Chet in tutta la sua vita. Abbiamo scritto a 6 mani delle musiche dedicate a Chet Baker che abbiamo pensato Chet avrebbe potuto amare e che magari chissà avrebbe potuto suonare con noi, chissà se questo stasera non avverrà. E poi Chet ovviamente non c'era, ma questo è stato il nostro pensiero che ha animato un po' questa scrittura. E quindi abbiamo portato questo spettacolo in giro per l'Italia per 120 volte, 120 repliche, abbiamo girato in molti dei teatri italiani, non siamo stati, credo, a Chiasso sì, è vero, sì, a Chiasso siamo stati, mi chiedevo se fossimo passati anche a Lugano, ma purtroppo no. E quando questa vicenda è finita, dopo 120 repliche, ci siamo sentiti orfani. Ovvio, era non solo un'esperienza magnifica sotto il profilo musicale, ma era anche una bellissima esperienza di vita. Pensate, 120 giorni, oltre al mese e mezzo di prove che avevamo fatto precedentemente in cui si viveva assieme. E quindi con Dino e Marco ci siamo guardati nella palla degli occhi e abbiamo detto che facciamo? E abbiamo deciso di portare in giro come concerto quelle stesse musiche che abbiamo eseguito nello spettacolo. Quindi stasera è un piccolo estratto delle musiche che abbiamo eseguito a teatro. Il primo brano era My Funny Valentine, l'avete riconosciuto. Il secondo era Basin Street Blues, un blues dei primi del Novecento che aveva scritto Jack Teagarden, un grandissimo trombonista dell'epoca, bianco, che era un po' la passione del papà di Chet Baker. Il papà di Chet Baker suonava la chitarra, ma aveva la passione per il trombone, e quindi spesso suonava questo brano e addirittura regalò a Chet, piccolissimo, sapete che Chet era mingherlino, gli regalò un trombone, ovviamente era più alto di Chet, per cui lui scambiò il trombone poi con una tromba. Poi di trombe ne ha scambiate molte nella sua vita, purtroppo, perché ogni tanto le dava via per comprarsi quello di cui necessitava, ma quando toccava la tromba, quando suonava la tromba e quando cantava era una poesia assolutamente straordinaria. Speriamo stasera di essere riusciti o di essere ancora in grado di portare almeno un pizzico di quella poesia incredibile che Chet ci ha raccontato e ci ha insegnato. Il terzo brano era invece una mia composizione dal titolo Hermosa Beach, perché in questo spettacolo teatrale si racconta di un Chet giovanissimo in California che stava in questa spiaggia e sognava di notte di prendere un catamarano e di andare appunto verso l'isola, verso un'isola, ed era la sua passione verso la libertà. E adesso eseguiamo invece un altro brano che si chiama Getrium,
Yttrium sapete essere un apparente medicinale che spesso Chet Baker dall'Italia veniva proprio qua in Svizzera, dove evidentemente era possibile ancora acquistare per i suoi bisogni di allora, e questa cosa poi generò una storia incredibile. Nel 1961 Chet Baker andò in prigione in Italia proprio perché venne trovato in una stazione di servizio accasciato, e questa storia non solo gli portò 1 anno di carcere nella città di Lucca, ma soprattutto Chet Baker divenne famosissimo perché stava su tutti i rotocalchi italiani dell'epoca, proprio il musicista bianco, conosciuto, bello come James Dean, che girava con queste macchine incredibili, perché lui amava molto guidare delle macchine che camminavano veloci e che erano belle. Insomma, questo bianco maledetto che veniva dagli Stati Uniti, che appunto aveva vissuto questa vita così disordinata. Vi suoniamo Yttrium. E poi suoniamo un brano di Dino, una bellissima ballata di Dino Rubino, che si chiama The Silence in Your Heart, che è una delle pagine più belle che stanno in questo lavoro discografico che abbiamo registrato, e credo che Dino abbia voluto mandare una sorta di messaggio cifrato, una sorta di lettera a Chet Baker. In realtà nel concerto suonavamo anche un altro brano che si chiama Chat with Chet, perché ormai le lettere non si scrivono più a mano ma si mandano con WhatsApp. Ovviamente Chet non poteva leggerla, ma Dino ha deciso comunque di legargli una lettera, ma quella poetica della sua ballata è sicuramente una delle più belle. E poi ci sarà una piccola sorpresa finale per chiudere il concerto. Grazie di essere con noi.
your two-room, where every day's a holiday, because you're married to me. Not by a ballroom, a small room, a hall room, where I can smoke my pipe away, with your wee head upon my knee. We will thrive on, keep alive on, just nothing but kisses, with Mr. and Mrs. on little blue chairs. You sew, you trousseau, and Robinson Crusoe is not so far from world cares as our blue room far away upstairs, as our blue room far away upstairs. Carlo, sì. Dino Rubino. Marco Bardoscian. Paolo Fresu. Il trio di Paolo Fresu. Dino Rubino. Marco Bardoscian. Paolo Fresu. Paolo Fresu! Grazie, grazie molte, grazie di cuore per questa bellissima ospitalità. Quest'ultimo era Chet, grazie. Avete sentito la voce di Chet Baker, è un bellissimo brano che si chiama Blue Room ed era il brano che noi abbiamo utilizzato alla fine dello spettacolo. Lo spettacolo finiva proprio con la voce di Chet Baker da sola e noi ci alzavamo e guardavamo verso il pubblico. In realtà poi abbiamo deciso di
di inglobarla nel nostro concerto e quindi di suonare insieme a Chet Baker finalmente, perché con questa voce limpida, così bella, così poetica abbiamo potuto interagire. Adesso vi suoniamo come bis il brano, la famosa lettera di Dino Rubino, quella di oggi, quella lettera contemporanea a Chat with Chet, ma non prima di aver salutato i nostri compagni di viaggio che sono Luca De Vito alle luci e Fabrizio Dall'Oca al suono. Grazie. Gianluca per questo bellissimo invito, grazie di cuore. Tutto il team di questa favolosa struttura della radio che ci accoglie sempre con grande calore e con grandissima professionalità. Prima siamo andati durante le prove a sentire i suoni, saluto anche i tecnici che sono dietro di voi. E abbiamo detto wow, dice il disco non ve l'abbiamo dato, dice no ma questo non è il disco, queste erano le vostre prove mentre facevate le prove di suono, era talmente bello, talmente preciso che sembrava il disco. E poi vi ricordiamo a proposito di dischi, se volete tornare a casa con un piccolo pensiero, c'è il nostro Tempo di Chet, quello che abbiamo registrato allora 5 anni fa, con le musiche che avete in parte sentito questa sera. È un lavoro che non c'è in commercio perché le persone lo compravano solamente alla fine dello spettacolo. È un bellissimo CD che trovate all'uscita se volete prenderlo, anche perché i CD ormai sono una merce rarissima, non tanto i CD in quanto tali ma i negozi che potrebbero vendere i CD, per cui a Natale dicevo comprate il nostro disco e regalatelo agli amici e soprattutto a quelli che invece non vi vogliono bene, perché è una terribile punizione verso coloro, perché poi magari loro lo regalano a qualcun altro, quindi la musica così gira veramente, altro che internet, è il miglior modo per farla funzionare, quindi prendete il nostro Tempo di Chet perché è un bellissimo regalo, e quindi vi lasciamo con questa ipotetica lettera a Chet Baker, Chat with Chet. Grazie di cuore ancora.
Paolo Fresu, Marco Bardoscia, Dino Rubino, Paolo Fresu,